Navetta di collegamento tra l'aeroporto Canova e la stazione di Treviso in funzione dal prossimo 5 aprile. Il nuovo servizio, che diventa finalmente realtà, voluto da Comune, azienda di trasporti MOM e AR3, consentirà ai viaggiatori di andare e tornare dall'aeroporto senza dover prendere i bus di linea. Troveranno a disposizione la navetta ogni mezz'ora fuori dalle porte automatiche dello scalo di San Giuseppe, dalle 6:23 del mattino alle 22:10. Sarà un servizio sperimentale che avrà la durata di 6 mesi. Abbiamo introdotto anche delle novità che sono il biglietto a 2 giorni a 3,50 €. Questo permetterà sia l'utilizzo della navetta sia ovviamente la possibilità di avere la libera circolazione sul servizio urbano e suburbano di Treviso per 2 giorni. Abbiamo introdotto anche il biglietto a 5 € per 3 giorni e questo sempre con validità nel Treviso, Comune di Treviso e i comuni di prima cintura. E a stretto giro in questo meccanismo entrerà anche Trenitalia con un biglietto unico utilizzabile su gomma e ferrovia. Il vice sindaco Andrea De Checchi punta a trasformare Treviso in uno snodo strategico del Veneto orientale. Non esito a definirlo un passo epocale, perché avere una splendida città e avere un'autostazione e non riuscire a vederli efficientemente collegati è davvero qualcosa che fa perdere di appeal alla nostra città. Nella nostra idea di riuscire ad essere sempre più accattivanti per un pubblico che vuole venire a visitare Treviso era necessario ed indispensabile avere questo collegamento con l'aeroporto. Nessun aggravio di traffico per la Nualese, anzi, quanto alla passerella aerea attesa per eliminare il semaforo pedonale di fronte al Canova, l'amministrazione ha chiesto a Save di accelerare. La previsione è quella di completare nell'anno in corso la progettazione per dare il via ai lavori nel 2020.